Mettere in risalto i valori tradizionali come quelli della famiglia e tutti i temi legati alla persona con principi cristiani cattolici e che richiedano una nuova rivoluzione cristiana è questo l'obiettivo di Area Popolare. La sezione di Oderzo ha organizzato un convegno al Collegio Brandolini Rota dal titolo Famiglia, politica familiare e teoria del gender, cioè del genere sessuale. Un durissimo attacco a chi pensa di poter mandare in pensione mamma e papà sostituendoli con le etichette genitore 1 e genitore 2 l'ha manifestato il senatore Andrea Olivero, ritenuto una delle figure più rilevanti del mondo cattolico italiano. È importante che invece di discutere su genitore 1, genitore 2, modalità insulse e fuori dalla realtà dei fatti, si vadano ad affrontare i problemi veri delle famiglie a partire dalle famiglie più numerose, seguendo quelle che sono già le indicazioni delle nostre leggi a partire dalla Costituzione. Bisogna andare a alleviare il carico fiscale delle famiglie a partire da quelle numerose e bisogna andare a aumentare i servizi. Purtroppo nei tempi della crisi noi abbiamo chiesto molto alle famiglie ma abbiamo dato troppo poco. Io credo che oggi questa sia la priorità assoluta della politica dei prossimi mesi e della politica che in qualche modo vuole rinnovarsi. Olivero guarda con molto interesse all'area moderata e ai cattolici più attenti ai valori etici: famiglia, dignità della persona, aborto, nozze gay. Bisogna anche accettare le differenze. Sì, bisogna accettare le differenze, è importante non accettare omologazioni, cioè andare a mettere sullo stesso piano cose che sono diverse, però accettare appunto le differenze, rendersi conto di quello che è la realtà dei fatti. Non stiamo parlando di elementi ideologici, ma stiamo parlando di questioni che riguardano le persone che come tali devono sentirsi accolte qualunque sia la loro condizione. Sul palco presenti i relatori di grande rilievo e più di 200 persone in sala per capire il processo in atto nell'area di centro e centrodestra. Il convegno è mirato a promuovere un'approfondita riflessione sulla consistenza, l'evoluzione e le conseguenze del fenomeno dell'instabilità coniugale, individuando misure idonee a ristabilire un sereno percorso di vita dell'unione di un uomo e di una donna e il loro impegno educativo verso i figli. È giusto che le forze politiche non si rifugino più solo su questi temi dietro la libertà di coscienza, che è una cosa seria e importante, ma provino ad approfondire che ci sono diversi modelli antropologici e culturali e quindi sono chiamate a in qualche modo a dire se ne condividono uno o ne condividono l'altro. La notte in cui tutte le vacche sono grigie non serve a nessuno perché si sbatte addosso a qualche muro.